tema del 25 aprile per me resta un tema assolutamente fondamentale. Trovo strano e posso dire, non condivido anche chi fa le distinzioni 25 aprile sì, San Marco no, San Marco sì, 25 aprile no. Il 25 aprile è San Marco senza distinguo. Penso che se c'è stato il 25 aprile dobbiamo dire che grazie a quel 25 aprile oggi abbiamo la democrazia, cioè la liberazione e tutto quello che ne consegue. E oggi con tutto quello che c'è, parlando anche proprio di sbarchi di questi profughi in Italia, non c'è guerra ancora, però davvero la situazione italiana è molto critica. Che senso ha oggi ricordare quel 25 aprile? Beh, 25 aprile per me significa la democrazia, la libertà, infatti noi la chiamiamo la festa della liberazione. E è altrettanto vero che quella liberazione andrebbe garantita ad esempio a tutti quei paesi nei quali la libertà non c'è. Molti di quei profughi, anche se sono pochi poi secondo il governo, perché su 170.000 immigrati solo 8.000 hanno avuto il riconoscimento e lo status di profugo, di rifugiato politico, vengono da paesi nei quali la parola democrazia è un'opinione, è fatta a seconda delle situazioni e delle occasioni. Penso che i processi di democratizzazione debbano essere accompagnati in quei paesi per risolvere alla radice il problema dell'emigrazione, di questo esodo che è un esodo biblico.